Il Combat Gym di Fiume Veneto nasce in questa piccola palestra che è all'interno dei locali del palazzetto di Fiume Veneto e negli anni ha portato diversi atleti alle massime ribalte mondiali negli sport da ring. Nel recente passato 2 suoi atleti hanno raggiunto anche Bellator, che è una delle principali promotion della MMA nel mondo, la seconda dopo la leggendaria UFC. Adesso riparte un'altra stagione. Con quale novità? Allora, riparte un'altra stagione da questa piccola palestra, come hai già introdotto tu, Pier, e con la novità che praticamente abbiamo già una selezione Bellator, siamo stati chiamati a Malta dal maestro Gallo a fare questa promotion dove verrà fatta la selezione Bellator per quanto riguarda Emanuele Palombi, che già l'anno scorso l'aveva vinta insieme a Valerio Mircea. Per cui parliamo di stagione, ma parliamo in fin dei conti di aprile dell'anno scorso, di quest'anno 2017. Riferendomi a quello che hai detto tu, in questa palestra sono passati veramente tanti campioni e tanti atleti, campioni veri del passato e anche del presente. Possiamo parlare tranquillamente di Sacca Kaupolek, che qui ha vissuto proprio in casa mia e ha cresciuto i primi anni di vita di sua figlia in questa palestra, per cui un campione indiscusso della Muay Thai. Poi Gianni Cunsolo che ha fatto 2 titoli europei e 2 titoli mondiali, prima ancora c'è stato Emanuele De Profetis, con lui abbiamo fatto 2 europei, e così a scendere. Proprio nella mia testa neanche mi ricordo, c'è stato anche 3 tentativi di titoli mondiali Claudio Istrate, recentissimo, per cui tutti atleti che io ho portato e sono riuscito a crescere, a portare nelle grandi promotion. È una palestra che lavora a 360 gradi negli sport a combattimento e ha sempre lavorato su questo, non si è mai inventato niente e ha sempre costruito sulla fatica, sul sudore e sul sangue, come si dice, no? Le 3S, il lavoro degli atleti. Ne abbiamo altri in vivaio che stanno crescendo e che tra pochissimo, il 14 settembre, saranno a Pola in una grande promotion dell'amico Zeg Galeg, che è una serata professionistica e dove 3 dei ragazzi miei di questa palestra combatteranno in quella serata. La novità di quest'anno è che la Combat Gym entrerà in Pordenone con la kickboxing vera, quella reale kickboxing, la Muay Thai e la difesa personale antiaggressione, per cui quello che è stato un plafond per molti anni che abbiamo distribuito un po' in giro per i comuni, quest'anno si soffermerà su Pordenone con un corso che partirà dal martedì 19 settembre, i martedì e i venerdì. Le adesioni si possono già fare qui in sede oppure presentarsi poi presso le scuole Gabelli, dove verranno fatte proprio i corsi che dalle 19:30 del martedì e del venerdì fino alle 22 andranno avanti ininterrottamente su più livelli.